CNA di Padova e Rovigo lancia l'allarme per il settore autotrasporto. Il continuo aumento dei prezzi del gasolio sta creando grandi problemi a un settore che è fondamentale per la nostra economia. Gli imprenditori professionali del settore autotrasporto si trovano ogni giorno a dover fare i conti con prezzi che schizzano in alto, poi si riabbassano. Faticano quindi a fare delle tariffe e ad essere ricompensati per il loro lavoro. Questo sta generando due problemi. Da un lato l'aumento dei costi per il cliente finale, dall'altro la possibilità che le imprese dell'autotrasporto perdano una parte della loro marginalità e quindi siano costrette o a chiudere oppure a evitare dei viaggi e quindi a lasciare le merci nei piazzali. In ogni caso rischiamo che uno dei settori chiave della nostra economia che permette il trasporto delle merci e dei beni che ogni giorno consumiamo e che arrivano ogni giorno nelle imprese si trovi a fermarsi, a doversi fermare. Serve quindi un intervento che vada oltre il credito d'imposta che è stato messo in campo dal governo e su cui CNA di Padova e Rovigo sta già lavorando.